Allora, eccoci qua. Ritorniamo un attimo al capitolo impianti che abbiamo tralasciato un attimo, ma il dottore, ecco, dicevo, risponde ai vostri messaggi, quindi sono già arrivati, vediamolo subito. Mio padre ha sofferto di piorrea e ha messo la dentiera. Questo vuol dire che anch'io posso essere soggetto a questa patologia e se sì, come posso difendermi? Allora, sì, effettivamente può essere, è molto probabile che figli di persone che hanno avuto patologie di natura parodontale portino con sé il gene, tra virgolette. Io per esempio utilizzo una metodica che è un test del DNA. Lei infatti prima mi accennava al test del DNA. Che è a disposizione di tutti i colleghi, lo possono utilizzare tutti, c'è un'azienda nota che fa questo servizio, si fa un prelievo di saliva e si inseriscono dei piccoli conettini di carta assolutamente indolore in alcune zone per capire se queste zone sono infette o se allo sguardo ci sono infezioni, per capire se il paziente è aggredito da, per esempio, l'actinobacillo actinomycetum comitans. È una parola difficile, ma è il batterio responsabile della parodontite, è un batterio di difficile eradicazione, si può gestire, ma nel tempo bisogna gestire gli effetti, perché altrimenti l'elemento dentario piano piano vacilla. Cioè un paziente che non si fa i controlli potrebbe nel tempo trovarsi i denti ancora più dondolanti e poi perderli. Quindi attenzione, fare l'esame del DNA potrebbe essere utile, così almeno uno capisce di che morte morire sostanzialmente. Chiaramente lo status radiografico, o comunque se il nostro telespettatore va dal suo dentista, può chiederlo. Lui è in grado di fare una diagnosi corretta di parodontite. Se vuole la certezza matematica di trasmetterla o di portarlo, anche se non ne vede i segnali, può fare il test del DNA. In prima istanza, quindi, magari è chiaro, se il paziente ci dice come posso difendermi, evidentemente non ha questo tipo di problema, perché altrimenti oggi ci direbbe: mio padre aveva la piorrea, anch'io ce l'ho, come posso difendermi? Come posso saperlo? È già indice che se, come credo, andrà dal suo odontoiatra di fiducia, non gli è mai stata diagnosticata perché non ce l'ha. Ma può avvenire in età più, magari questo è giovane? Allora, ci sono molte variabili, perché ci sono delle persone che hanno una parodontite cronica ma lentamente progressiva e che a 80 anni hanno ancora i loro denti con un supporto osseo perduto del 50% o più del 50%, però che stanno lì, perché riescono a gestire la pulizia. Ci sono delle persone molto giovani, è un caso di una mia paziente di 40 anni che ha perduto tutti i denti, senza aver mai fumato, senza aver avuto alcun tipo di patologia generale, e i suoi genitori non avevano problemi. Lei continua a ripetere fumato, quindi il fumo è terribile sostanzialmente. Lei pensi che il fumo, è un articolo interessante uscito qualche giorno fa su una rivista scientifica internazionale, aumenta di 4 volte il rischio di sviluppare parodontite. Anche in seguito? Anche in seguito. Consideri che tutte le volte che uno accende una sigaretta e fuma, la proteina principale, che è poi la nicotina, di per sé non ha un fattore irritativo così importante. La cosa peggiore sono tutti gli aromi e i precipitati della combustione. In questo caso tutti questi precipitati come il condensato, possono creare dei problemi sitospecifici, cioè esattamente più o meno dove la persona fuma, cioè in quest'area, agli elementi vicini, perché il riscaldamento è stimato da una ricerca, peraltro un mio carissimo amico, che durante la fase di aspirazione il paziente arrivi a riscaldare quell'area di quasi 70 gradi. Mamma mia, è tantissimo, quasi nessuno ci fa caso, ma la realtà è questa. Caspita. Anche le sigarette elettroniche? Allora, sulla sigaretta elettronica ci sono tanti discorsi in questo momento e stiamo ancora parlando. Effettivamente anche lì la nicotina comunque gioca un ruolo infiammatorio, non così determinante come il fumo da sigaretta, perché non c'è più tutta la parte di combustione, però merita una certa attenzione, anche perché è un'attività, proprio perché sembra meno pericolosa, meno rischiosa, che viene esercitata molte più volte. Oramai le persone che fumano la sigaretta elettronica fumano in ambienti chiusi, tanto oramai fumo soltanto vapore profumato e nicotina non si sente, non disturbando magari il vicino
sono più propensi a farlo con continuità. Non ci sono ancora degli studi chiari, ma l'idea è anche quella di allontanare progressivamente il fumo in generale di tutto, anche della sigaretta elettronica. Per chiudere il capitolo parodontite eccetera, la pulizia dell'igiene orale della bocca, cioè no, la pulizia ordinaria, quante volte al giorno è bene lavarsi i denti? Minimo massimo? Minimo massimo sono sempre 3 volte. 3 volte. Ogni qualvolta si Quindi mangia. la mattina appena alzati, allora dopo pranzo e dopo cena. Esattamente. 3 volte, non meno di 3 volte. Non meno di 3 volte. Chiaro che con la vita moderna molti non riescono a lavarli 3, le lavano 2 volte, però anche qui l'accumulo di placca può nel tempo far sviluppare del tartaro sottogengivale, proprio per questa carenza tra la prima e la seconda seduta. Troppe ore. Bisogna interrompere dalle 6 alle 7 ore e fare la classica pulizia dei denti. Quindi dopo colazione, dopo pranzo, dopo cena. Ancor più se è uno dei problemi. Insomma, assolutamente, maggiormente sì. In quali casi non si può, tornando all'implantologia che avevo interrotto prima, non si può fare l'impianto? Allora, sono molto pochi. Io ho fatto uno studio molto interessante qualche anno fa che ho pubblicato a livello internazionale e fui premiato anche dalla società di epatopatici. C'era nel corso degli anni una linea di condotta che sconsigliava ai pazienti affetti da epatite C con interferone e rivabirina di non sottoporsi a impianti, non tanto per la questione chirurgica, ma per gli effetti potenzialmente indesiderati che si potevano venire a creare proprio dovendo tagliare e esporsi comunque a un rischio infettivo. Oggi in realtà con le metodiche che utilizziamo in gran parte mini invasive tutti possono mettere impianti. Ci sono delle caratteristiche particolari, pazienti che hanno terminato un ciclo di chemioterapia o radioterapia da breve o breve termine, quindi da meno di 6 mesi, ma io consiglio anche un anno per avere, diciamo, il silenzio farmacologico o washout come si dice in gergo tecnico, o pazienti che assumono bifosfonati, che sono dei farmaci sempre più di largo uso per rinforzare la struttura ossea in quei pazienti o in quelle pazienti, prevalentemente nelle donne, che a seguito della menopausa o comunque di squilibri di natura ormonale devono strutturare una forza maggiore a livello osseo e quindi devono essere aiutate con sostituti che aumentino il carico di vitamina D3, cioè la ricostruzione, il turnover osseo. Chiaro. Sono un fumatore, rappresenta un problema per il successo degli impianti dentali? Bellissima domanda, è forse la domanda a cui mi piace rispondere. Il paziente fumatore ha un rischio di sviluppare una periimplantite, abbiamo parlato prima di parodontite, la stessa malattia più o meno trasportata agli impianti è la periimplantite. Quando abbiamo visto la slide dove c'erano i 3 impianti e l'ultimo che aveva questa invaginazione di gengiva, no, sulle spire dell'impianto, quella è una periimplantite. Eccola lì, l'ultima a destra è una periimplantite, lì vediamo il tartaro. Quel tartaro potrebbe contenere tracce di nicotina condensato. Il fumatore ha una probabilità di 4 volte superiore rispetto a un non fumatore di sviluppare una periimplantite. Chi fuma perde gli impianti e qui non c'è storia. La realtà è questa, è soltanto una questione di tempo. È questione di tempo, quindi mette a rischio tutto il lavoro, insomma. Assolutamente. Quindi devi stare molto attenti. Può essere l'occasione per smettere di fumare, sostanzialmente. Deve essere l'occasione per smettere di fumare, che oramai sappiamo essere il male del nostro tempo. Si sta andando sempre di più verso una vita sana, tutti lo sanno, c'è maggiore attenzione. Anche le sigarette, e parlo da ex fumatore, devono essere assolutamente allontanate per la propria vita, per la propria vecchiaia e anche soprattutto per avere una buona performance masticatoria. Dico sempre ai miei pazienti che da mano a mano si va avanti, bisogna tendenzialmente abituarsi ad avere una bellissima masticazione. Io sono anziano, perché devo avere una migliore masticazione invecchiando? Perché invecchiando si mangia di meno e si digerisce con più difficoltà, quindi a maggior ragione il paziente deve masticare meglio, deve avere una performance più stabile.
Ah, questo è molto importante effettivamente. Quando è che si può parlare di fallimento dell'impianto? Allora, il fallimento degli impianti è un evento che capita con una percentuale del circa 3%, per esempio su ogni 100 impianti, 3 impianti matematicamente falliscono ad ogni singolo Matematicamente, non cessanti. Sì, perché la scelta o comunque la strategia adottata non riescono a sorpassare l'ostacolo del fallimento. Il fallimento è semplicemente la non integrazione dell'impianto, che di C'è lì una specie viene respinto. Esattamente, molti pazienti lo chiamano rigetto, ma sì. non è corretto, perché il rigetto lo si può determinare solo in pazienti che hanno ricevuto per esempio un fegato, certo, no? sì, Perché è un un organo. materiale che non è accettato, è considerato, come dico anche agli studenti quando faccio lezione, è non self, cioè io non ti riconosco, vai fuori da me, e effettivamente proprio espellono in maniera molto chiara l'organo. Nel caso dell'impianto non è così, ma l'impianto dondola o comunque crea una piccola infezione localizzata o anche un'infezione più grande che determina la sua rimozione. È possibile rimettere quell'impianto. Ci sono delle strategie che, se capita, ci permettono di capire verso dove stiamo andando, possiamo reinserire quell'impianto con strategie alternative. Perfetto, leggo il messaggio. Buongiorno, complimenti per la chiarezza del vostro dottore su questo argomento che coinvolge tutti noi. Ho letto che lavora in Caredent, ma dove si trova in Veneto? È un franchising? Padova. Allora, come avete visto, la clinica, quella di Trebaseleghe per esempio, è l'ultima, ma in Veneto ce ne sono molte altre, quindi è sufficiente andare sul sito e cercare la clinica più vicina alla persona che in questo momento ci ha scritto. Per quanto riguarda la domanda, non ricordo che domanda mi aveva fatto. Torniamo un attimo sul messaggio che ho visto, se c'era, eccolo qua. Complimenti per la chiarezza. Ho detto che lavoro in Caredent, dove si trova in Veneto se è un franchising. Ok, non è un franchising, sono quasi tutte le nostre cliniche sono dirette di proprietà. Ce ne sono alcune ancora oggi in franchising che comunque sono dei nostri affiliati e che hanno una passione per il nostro lavoro che esiste, sono poche, la maggioranza sono tutte a diretta gestione della direzione generale. Perfetto, siamo giunti al termine. L'ultima domanda, velocissima, voi fate anche ortodonzia? Noi facciamo ortodonzia di tutti i tipi, tradizionale, quindi quella con le piastrine, tanto per essere chiari. Faccette come... No, sono proprio piastrine, sono piastrine. attacchi, quella tradizionale, ma soprattutto nel tempo stiamo oramai orientandoci verso l'ortodonzia invisibile, che prevede l'utilizzo di mascherine trasparenti che permettono al paziente di avere una estetica migliore. È chiaro che questo è molto più indicato per quei pazienti che non vogliono la terapia tradizionale. Posso pensare a una persona che fa il suo lavoro, o un cantante, o anche un semplice insegnante, se una persona magari semplice adulta che può sentirsi in imbarazzo con perché un ragazzino ancora è accettabile, ci sta nel gioco dell'età, insomma. Qual è l'età massima in cui fare un intervento di ortodonzia? Non c'è più un limite vero di età, non c'è più un limite vero di età. Quindi si possono sempre correggere? Si possono sempre correggere, addirittura in certi casi nei pazienti parodontopatici. Quindi mi ricollego al discorso iniziale, quando si sono sventagliati gli elementi dentari si può utilizzare l'ortodonzia per riportare nella posizione estetica più corretta gli elementi dentari, naturalmente con delle accortezze che devono essere mantenute dall'odontoiatra che segue il caso. Grazie mille, dottor Sirello, di averci così chiaramente illustrato tanti ambiti. Vabbè, abbiamo dovuto toccarli così un po' a random, comunque estremamente interessanti. Buon lavoro a questo punto. Grazie molte. Grazie a voi di averci seguito, di aver partecipato con i vostri messaggi. Noi ci rivediamo presto, poi questa puntata la ritroverete sul web come sempre e naturalmente andrà anche in replica durante il periodo estivo. Grazie ancora.